0 sul countdown, la terza corsa è una prova per gentleman che non abbiano vinto 40 corse in carriera, una GF per cavalli anziani. Sono in 9 dietro le ali della macchina dopo il forfait del numero 1 Vancouver Ongi. 2 Asia LL, 3 Avica Chuck SM, 4 Bad Girl Fi, 5 Zeppo Lennart Ongi, 6 Bagar. In seconda fila 7 Uragano Stecca, 8 Bliss del Circeo, 9 Tropical Spring, 10 Biancaneve SM. E l'allineamento inizia a formarsi lungo la curva di sinistra. La favorita è Biancaneve SM numero 10 con Ivan Grasso in Saghi. E sbaglia proprio Biancaneve SM. La macchina li lascia con l'errore anche di Bad Girl Fi. Va a condurre Asia LL, mentre in seconda posizione cerca di filtrare Uragano Stecca che rientra a Avica Chuck SM. Poi allo steccato Tropical Spring, quindi Bagar. Bliss del Circeo. 15,5 per i primi 200 metri di corsa con Asia LL che è in vantaggio, Uragano Stecca in seconda posizione, in terza c'è Tropical Spring, mentre è rimasta a suo malgrado allo scoperto Avica Chuck SM che non progredisce, rimane lì accanto a Tropical Spring. I 400 in 31 e Asia LL può permettersi di andare piano finché vuole, perché Avica Chuck al momento non viene avanti all'esterno, va a fare la seconda pariglia esterna Bagar e così i 600 se ne vanno in 47,3. Al passaggio davanti alle tribune sempre in vantaggio Asia LL con di fuori Avica Chuck SM lungo lo steccato Uragano Stecca. Poi c'è in seconda pariglia al largo Tropical Spring avanti a Bagar, mentre guadagna posizioni dentro Bliss del Circeo che procede Zeppo Lennart Ongi. Il chilometro se ne va in questo momento in 1,18. Asia LL in vantaggio, Avica Chuck che retrocede di fuori, muove in terza corsia Tropical Spring. Poi ancora lo steccato Uragano Stecca, insiste Tropical Spring in mezzo alla pista che aggira Avica Chuck SM e si porta su Asia LL. La dritta di là passata in 14,9, sempre in vantaggio Asia LL, arriva però con decisione ora Tropical Spring all'attacco di Asia. Poi si muove dallo steccato Bliss del Circeo, viene in terza ruota ma è lontana ancora. Asia in vantaggio e Tropical che attacca all'esterno, Tropical Spring che attacca Asia LL, i due testa a testa con Tropical che mette qualcosa avanti all'avversaria. Tropical Spring che vince nei confronti di Asia LL, al terzo posto finisce tardi Bliss del Circeo. 38 a chiudere, 1:16,9 il ragguaglio cronometrico, la vittoria per Tropical Spring. Federico Bongiovanni per il training di Adrian Gioni e la proprietà di Jessica Pompa, la vittoria per il numero 9 di Tropical Spring che riapprezziamo nelle immagini, passare il traguardo con una lunghezza e mezza nei confronti di Asia LL che è seconda, terza Bliss del Circeo.